Signori, benvenuti in un'altra puntata di Generazione Non Stop. Naturalmente il titolo è scritto qua, Progetti per l'estate. E siamo in questa puntata con Gianluca Giglio. Ciao, barman! Ciao ragazzi, ciao Omar. E allora, che bello averti qua. Allora, in questa puntata parliamo di barman, parliamo quindi di locali notturni, parliamo della movida e ho scelto te per riuscire così a parlare, essendo che è una bella esperienza. Da quanti anni fai questo lavoro? Cominciamo così, dai. Allora, sono 36 e 2, 38 anni. Due calcoli così. Ho iniziato per gioco da ragazzino, aiutando alcuni amici, Ah. e dopodiché, insomma, ora siamo arrivati a 52, quindi sono 38 anni che frequento il bancone. Ottimo, ottimo, quindi è tantissimi anni che insomma fai questo Sì. lavoro. Allora, innanzitutto, quindi si comincia così pian piano provando, no? Provando con qualcuno più esperto di te, come funziona la cosa, come si comincia? Chi volesse fare il barman, come potrebbe fare così per iniziare, diciamo, a fare esperienza, ecco. Guarda, io posso dirti che le esperienze che abbiamo fatto noi una quarantina di anni fa sono diverse dalle esperienze che possono fare ora i ragazzi, perché noi nella realtà, la dico così molto, molto, molto semplicemente, abbiamo imparato sul libro e abbiamo imparato a rubare il mestiere in trincea. Per le generazioni di ora hanno molta conoscenza perché ormai sui social, su internet è anche molto più diretto e anche, forse anche molto più facile, voglio dire, apprendere tutta una serie di nozioni. E ora la cosa si è espansa veramente tanto, molto, forse anche troppo, devo dirti la verità. Una volta eravate di meno, quindi, no? Anche questo, quindi... Sì, eravamo meno, ma anche perché, vabbè, la vita era anche un po' diversa rispetto Insomma, alla Milano da bere che abbiamo sviluppato lungo il tempo, ecco. sai, una sera mi è capitato, non so se è una bella cosa da raccontare o no, perché mi ha rattristato molto, perché ho chiesto un angelo azzurro. Il barman, un ragazzo, mi ha guardato e mi ha detto: Ah, vecchio sto cocktail! Ah sì, beh, certo, è una cosa molto, molto, molto matusa, perché erano cose che andavano molti e molti anni fa. Chiaramente le proposte sono diverse. È da dire, dai. Sì, sì, ma è capitato anche a me alle volte di sentirmi chiedere questo tipo di drink e aver detto pure, senti dai, prendi qualcos'altro che forse ti faccio bere, diciamo, anche un po' meglio, no? Dipende da poi quello che è davanti, ecco, in questo senso. Però è un drink old style, certo, con 1000 versioni, perché persona che prendi e ingredienti che trovi nel bicchiere. Sì, sì, effettivamente sì. Quali sono i cocktail che i ragazzi, i più giovani, ecco, chiedono di più? Beh, guarda, di solito sì, uno fra i primi, voglio dire il mojito, perché sarà l'estate anche passata, ne abbiamo proposti tanti. Poi di norma, vabbè, negli ultimi anni è lo spritz, credo, uno dei cavalli di battaglia che abbiamo in tutte le versioni, dall'Aperol al Campari a quant'altro, ecco. E poi, per esempio, quali sono quelli che... Allora, quello che quando te lo chiedono ti scoccia proprio farlo perché è quello che ci perdi più tempo. E quando hai 200 persone davanti che ti chiedono cocktail, dici no, mi ha chiesto quel cocktail, tipo, qual è? Eh, Uno che ti sta qua, ti sta qua. Li devo fare, però è proprio il mojito, perché molto nella realtà, voglio dire, ci sono diversi passaggi, anche perché lo prepariamo possibilmente in una maniera anche un po' diversa per come lo preparano nei luoghi origine. È molto complesso, devi triturare il ghiaccio, devi testare, voglio dire, leggermente, insomma, è una cosa che ti ruba del tempo. Poi se te ne ordinano 5, ok, allora ce li hai tutti qua. Quindi è il più richiesto e anche il più antipatico da fare, mettiamola così. Sì, sì, perché ha diversi passaggi e poi insomma è diventato anche
ostico fare un mojito, perché c'è chi lo vorrebbe con la menta pestata, c'è chi lo vorrebbe con la menta, diciamo, leggermente schiacciata, e è diventato, voglio dire, anche difficile proporlo, perché io ricordo, almeno nel tempo, io ne ho fatti parecchi, sono arrivato a bucarmi le mani con il ghiaccio, perché quando facevo i mojito non esistevano neanche i tritaghiaccio, ok? Quindi andavamo via all'antica, in mano, ok? E ti stavo dicendo, scusami, ho perso un attimo il filo. Quello più antipatico eravamo sul più antipatico, sì, e nulla, rimane sempre comunque, diciamo, il più ostico nel farlo. Ecco, mi sono riagguantato, perché ormai ce ne sono poi diverse versioni, e quindi puoi trovare, insomma, chi ti può mettere la virgola, ecco, mettere l'accento su quello che stai facendo. Allora, io adesso ti faccio una domanda che sicuramente magari adesso non ti viene in mente nulla, appena finiamo la registrazione poi ti vengono in mente 1000 aneddoti, però raccontaci qualcosa che è successo, le avventure da barman, cioè le cose più strane, una cosa magari che ti ha fatto più ridere o che ti ha lasciato scioccato, che capisco che possibilmente ci sarebbero 1000 cose da raccontare o anche di più. Non so, qualcosa di strano che succede, perché il rapporto con la gente è difficile, sei anche un po' psicologo, no? Sì, un pochettino sì, anche se questo tipo di servizio ormai praticamente non lo faccio più, però in tutti i modi è chiaro che, insomma, hai il rapporto diretto con la persona e quindi sei tenutario anche di molti segreti delle persone, ecco, perché le prendi in un momento particolare, no? Quindi sei un po' un prete, tra virgolette. E nulla, a me tra le cose che poi mi fanno, insomma, ridere di più è quando succedono le tragedie. Non so, quando hai tipo 500-600 persone davanti e ti cade una bottiglia di sciroppo di zucchero in terra, quindi sei nella tragedia più assoluta, non ti puoi più muovere perché scivoli, ok, sei rovinato, no? Quindi sì, sono legate a queste cose, o quando ti cadono 40 bicchieri in vetro, e insomma, e lì hai un attimo di scompenso. Ecco, sono legate a questo tipo di cose. Poi tutto il resto, vabbè, felicità, belle cose, nello specifico, che dirti, insomma, anche quando passa una bellissima ragazza, ti rimane sempre un bel pensiero, ecco. Ti distrai e magari fai qualche errore, cerchi di rimediare. Sì, anche in questo senso, naturalmente. Anche se di solito è un lavoro dove poi devi essere molto concentrato e si sta molto con la testa bassa. Non è, diciamo, un mestiere che poi nella realtà, quando hai molta gente davanti, non hai neanche molto tempo per dare confidenza, perché devi stare concentrato, perché quando ti chiedono 3 o 4 cose devi anche pensare le cose che devi mettere dentro il bicchiere, ci sono dei parametri, ci sono delle dosi, quindi capisci, stai con la testa bassa, la realtà poi è quella, diciamo, non è sempre domenica, ecco. Anche per noi, per quanto si possa dire, voi barman siete fortunati, avete tutte le ragazze davanti, ma magari potessimo vederle. Sei messo lì concentrato e devi stare lì. Sì. Ecco, quindi non c'è neanche il tempo, magari alle volte, insomma, hai solo il tempo, insomma, di lanciare un sorriso a chi è davanti, ecco, tutto lì. Ma dopo un tot di anni, tipo, ti stanchi a fare il barman, oppure è un qualcosa che comunque è sempre stimolo, che ti piace, perché comunque uno è abituato a vivere la notte, quindi il giorno non riuscirebbe a, non lo so, a fare altro, oppure... No, ti resta un po' nel sangue, vedi? Per me, ad esempio, non lavorare a Capodanno è una tragedia, ma non tanto per il lavoro in sé per sé o per la pecunia, ma è una tragedia proprio rimanere a casa perché non saprei che fare, ecco, perché non ho mai fatto un cenone, quindi ti manca quel momento, ecco. E ti manca poi il momento, il dopo, quando tu festeggi con i colleghi, ti manca l'alba, perché facciamo l'alba, come ben sai, quindi ti manca anche quello. E quindi, voglio dire, entrandoti nel sangue, sì, è un problema non fare questo mestiere, assolutamente. Io almeno trovo ancora, soprattutto ho trovato grandi stimoli l'estate passata, quando lavori in un bel posto che ti dà carica e energia, quando lavori con i giovani, si trovano parecchi stimoli, ecco. Anzi, più è dura e più è stimolante.
Sì, sì. E cosa vorresti consigliare, per esempio, a chi magari volesse iniziare a fare il barman perché vede te dietro il bancone e dice mi piacerebbe fare il barman come lui. Cosa consigli? Lascia perdere, cambia lavoro oppure guarda, fai così, fai cosà, è meglio... No, ho già dato questi consigli. Vai, ci vuole disciplina, molta disciplina. Questa è una realtà. Disciplina nello stare, disciplina nello studiare, e seguire determinate regole e soprattutto, insomma, si inizia sempre comunque imparando a lavare i bicchieri, perché si inizia così, perché devi capire che il bicchiere ha un senso. Certo, certo. È bene iniziare sempre dalla base per capire tutte le varie fasi. È inutile chiedere 100 bicchieri puliti quando sai benissimo che l'hai fatto anche tu, che ci vuole un tot di tempo per averli puliti e quindi uno cerca cioè capisce determinate dinamiche del lavoro. Anche per non farti prendere in giro in un futuro, no? Perché possibilmente se dai una delega per fare un lavoro a un tuo collaboratore, nel mio caso alle volte capita, sai benissimo quali sono i tempi e sai benissimo quando ti prendono in giro o meno. Alle volte vedi con i ragazzi è un problema. Sì. Vuoi nominare un po' di locali a destra e a manca che hai frequentato, che comunque hai lavorato, che ti hanno lasciato dei bei ricordi, quelli che vuoi nominare e le località dove si trovano? Tra le più belle esperienze che ho fatto... Parlo anche di tanti anni fa. Sì, non me li ricordo neanche tutti, a dirti la verità, perché ho lavorato veramente in molti posti, anche perché poi ho cambiato anche paese, insomma, dove ho vissuto, quindi. Ma uno che ho nel cuore, un'esperienza che ho nel cuore è stato lo Suo Tour del 1999, dove eravamo su Piazzale Michelangelo, quindi sotto avevamo tutta Firenze, ed era una cosa spettacolare perché vabbè, avevano montato una piscina, c'erano dei surfisti che surfavano in mezzo a Firenze, c'era della musica, c'era un sacco di gente, c'era tutto il mondo e quindi lì non senti stanchezze, sei proprio carico e al centro. Questa è una di quelle cose che mi è rimasta assolutamente dentro. Poi, che dire, ho lavorato in varie discoteche, sempre a Firenze, non sto a dirti, insomma, i posti qua in Sicilia, perché bene o male ci siamo incontrati, voglio dire, oltre, diciamo, all'esperienza nel mio locale, che mi rimane sempre comunque nel cuore. Insomma, ecco, queste le cose, diciamo, che mi ricordo in questo momento. Poi un posto stupendo, vabbè, quello di quest'estate, dove ci siamo anche ritrovati insieme, Dunes Beach, che è una favola, e tanti altri, ecco. Spiaggia ti dà sempre quel qualcosa in più. Tu avevi appunto un locale, tu ricordiamo che eri a Bologna, infatti noi insomma amici di famiglia di vecchia data, poi sei trasferito anche qua in Sicilia, insomma ci siamo incontrati qua poi alla fine, e quindi diciamo che Bologna com'è come piazza per lavorare? Ci hai lavorato oppure no? Inizialmente? Sì, ci ho lavorato nella realtà, insomma, 3-4 anni, dove sono nato, insomma, dove ho iniziato a pulire i miei bicchieri. E poi dopodiché, quando lavoro in Toscana, ho fatto sì, sempre comunque qualche piccolo lavoretto, però in un contesto discotecaro, diciamo, sono posti dove poi non riesci neanche, voglio dire, a impegnarti più di tanto, e poi sono serate che passano così perché magari lavori un giorno, 2 giorni in un posto, quindi non ti resta poi nulla, poi fondamentalmente, ecco. Non ti resta nulla, però Bologna, ricordo livello 57, ricordo il Casalone Rock Club, dove collaboravo e ho, tra le altre cose, insomma, ci ho speso anche un pezzo di vita nel costruire questa realtà, e questi, diciamo, sono i posti dove a Bologna ho dato un pezzo di cuore anch'io, ecco. E poi qua la Sicilia, che insomma le spiagge, il sole. Sì, alla Sicilia, vabbè, siamo passati da qualche isola, poi dopodiché, vabbè, il paese, le nostre zone limitrofe, l'Agrigentino, il Palermitano, qualcosa a livello privato, insomma, sì, certo, poi vabbè, insomma, qua devo dire, insomma, che ci siamo divertiti, ecco.
E allora ti ringraziamo per essere stato qua con noi oggi, grazie Gianluca Giglio, il nostro barman, ci abbiamo nel cuore, tantissimi di voi magari che stanno seguendo lo avete sempre visto e direte guarda chi c'è, quello che la notte ci dà da bere, va bene, grazie mille. Grazie. Ti ringrazio, grazie a voi per questi minuti che mi avete dedicato, assolutamente. Vi saluto e mi raccomando ragazzi, risorgeremo. Speriamo che quest'estate insomma si riprenda presto per quello che possiamo fare. Beh sì, assolutamente, ma guarda, ci vuole qualche spunto, qualche idea, sicuramente ce la faremo. Anzi, ne approfitto in questo momento pure per dire l'ultima cosa a tutti i colleghi, se c'è qualcuno in ascolto, vediamo di inventarci subito qualche cosa per promuovere la nostra terra, l'Italia in genere, però sulla nostra terra potremmo studiare qualche cosa. Ecco. Mi piacerebbe quest'estate possibilmente fare un mojito, però con dei prodotti siciliani. Questo sarebbe bello per tutti noi e anche per la nostra terra. Un bel mojito siciliano, poi si vede che nome dargli, un pochino un meito, tipo, non lo so, qualcosa del genere, tipo in modo che... Troveremo il modo, voglio dire, insomma, troveremo un nome, troveremo anche la ricetta sicuramente, però quel che voglio dire, insomma, promuoviamoci su quello che sono i nostri prodotti e vediamo, insomma, di fare qualcosa di buono, Ottimo. Così prepareremo altro, oltre che fare gruppo e fare ballotta fa sempre bene. Assolutamente grazie. Sì. Nuovamente, ciao, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi, ciao ragazzi.